No, I'm not a writer. Quindi, non avendo fatto l'autostrada, abbiamo fatto l'SP10, che è così, piacevolissima, zero traffico, dopo dipende dalla tua velocità, insomma, con la mia zero traffico, come dico sempre, il traffico è tutto dietro, quindi siamo a Cremona e ancora non siamo entrati in riserva. Quindi Jesolo Cremona per strada normale meno di 30 euro intanto, dopo vediamo dove arriviamo. Sì, però invece di aver avuto la media 50-60 come al solito, ce l'ho avuta 60-70, quindi effettivamente insomma sono andati un po' meno lenti. Praticamente adesso inizia ogni tanto a darmi riserva, siamo praticamente a Codogno, quindi Jesolo Codogno con strada normale, senza autostrada. Un'infinità di campi e allevamenti di vacche a non finire. Adesso capisco i vegani, hanno anche ragione col discorso di sboscamento, perché sai, magari in zona mia non te ne rendi neanche tanto conto, perché insomma stalle con le mucche non dico che è raro, però insomma non è che, ma qua veramente ogni 100 metri guarda ce ne hai una roba incredibile, in più campi a 1000, però c'è anche qualche bel panorama ogni tanto, ma sì dai, e siamo nel verde, va il navigatore dice che siamo nel verde. Spettacolo ragazzo, non so dove sono, secondo me in Lombardia, ma che spettacolo, che colori. La sensazione è strana perché sono solo io qua per strada e i colori guarda che robe, con sti pratini, ste robe strane, sono i colori molto strani oggi, Vedi cosa manca un casino in Italia, delle specie di piazzole di sosta o delle piccole aree in cui uno anche col camper si dice mi fermo un attimo in macchina, guardo il tramonto, cioè vedi, non ci sono quasi mai, capisci? Oh, l'avevamo chiamata la pioggia, porca troia. Mancano 179 km come prima sosta per dormire, ho messo una spiaggetta in provincia di Genova col camper sott'occhio. Ragazzo, i colori che non ci sono. SP24, voto 10 a questo tratto, veramente bellissimo proprio, wow, bravo Yuri che non hai fatto l'autostrada, bravo, molto bravo, cioè anche di qua, cioè di là, cioè non so, adesso inizia a far scuro, guarda, questo è il Po, saluta il Po, eccolo là, ciao Po. Un po', ah no, dobbiamo ancora passarlo, infatti vedi la mappa, era una la miseria, wow, guarda che c'è la gente in barca anche, guarda che figata, wow, bello, e niente, inizia a far buio e dopo avremo anche la montagna, no? Siamo a 140 km dal dopo Genova dove volevo arrivare io. Sti borghettini, guarda che bello, guarda che bel campanile lassù. Non so neanche dove siamo, porco cane, guarda camper, ciao camper. Bella sta piazzetta, piazza Cavour, no? Casteggio, nice. Tutte ste luci, tutti i teenager in giro a sta ora. Wow! Bello di notte, siamo già in Liguria ragazzo, Liguria, bellissimo, bello. Need for Speed camper, bellissimo, adesso devo mettere giù perché devo fare tutti i tornati, senza di lei, bellissimo ragazzo, guarda luci là in fondo, wow, bello. Occhio ragazzi dove siamo, non so se si vede perché è scurissimo. Apriamo dove abitiamo oggi. Wow, arriva il mare, senti il mare? C'è un ubriaco spolpo che prova ad andare dentro in acqua, tutto vestito, è indeciso se andare in acqua oppure no. Un po' on the road proprio, però insomma guarda, c'è il camper sott'occhio, ti metti lì domani e via, insomma.
E vedi un'altra roba, non fanno più i camper con la dinetta a destra e quando ti fermi, scusa, le robe ce le hai a destra, non ce le hai mica a sinistra c'è la strada e questa purtroppo è una cosa che è inconcepibile. Guarda che roba, mamma mia che figata. Dove siamo? Boh, non so, tipo Savona, quelle parti là. Beh, come sosta per dormire va benissimo, porca di quella troia. Vedi qua è pieno di camper tutti parcheggiati viva la strada. Il mio è un po' fuori dalle linee, adesso non so se tornare indietro o riparcheggiarlo, porca troia.